partiamo senz'altro con la presentazione. Montasio è l'occidentale del Montasio, è l'unico ghiacciaio vero e proprio che abbiamo in Friuli. Ci sono molte altre forme glaciali, in Friuli ci sono dei glacionevati come quello del Canin, ci sono dei ghiacciai sepolti come molte forme glaciali che abbiamo trovato al nord del Mangart per esempio, ci sono dei rock glaciers veri e propri, tipo Caserarazzo, che forse è in Veneto, però per la verità diciamo Friuli sul confine, abbiamo conquistato Sappada, conquisteremo anche Caserarazzo prima o poi. Però l'unico ghiacciaio vero e proprio dotato di una dinamica, quindi con un movimento suo, è il ghiacciaio del Montasio che si trova sulla parete nord, il ghiacciaio occidentale del Montasio si trova sulla parete nord del Montasio e è le prime immagini che abbiamo documentate del ghiacciaio sono immagini di guerra, sono immagini austriache, perché lì si è combattuta la prima guerra mondiale e questa è fatta dalla Val Saisera, questo ghiacciaio sulla destra l'occidentale, sulla sinistra l'orientale, c'è anche una traduzione, sì, ripresa del 3 giugno 1916, ancora più interessante, vai, eccolo là, traduciamo in italiano queste scritte, Jof Huarte, Jof di Montasio dalla cresta occidentale del Monte Nero e poi due pizzi, Miezegnotte, eccetera, eccetera, sempre dalla cresta occidentale del Monte Nero. Gli austriaci, gli austro-ungarici erano attestati sul piccolo Miezegnot, sulla cresta del Monte Nero e sul piccolo Miezegnot. Sul Miezegnot vero e proprio che è di fronte al Montasio e c'erano già gli italiani, ma le postazioni italiane erano anche sullo Jof di Somdonia e alla base del Montasio, per cui gli austriaci fotografavano le postazioni italiane e incidentalmente fotografavano anche il ghiacciaio. Queste foto le abbiamo reperite 100 anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, probabilmente erano state, essendo foto di guerra, saranno state in parte segretate. Qui ci sono i due ghiacciai, ho evidenziato i due ghiacciai, quello di interesse è il ghiacciaio occidentale, lo stesso Desio, come vedremo, ha riconosciuto quello come ghiacciaio e l'altro, il ghiacciaio orientale, come glacio nevato. Che queste fossero foto di guerra lo si vede anche qua, dove si vede il soldato austriaco che tiene la postazione, ci sono ancora tutte le trincee, ci sono ancora tutti gli accasermamenti, c'è un po' di tutto ancora in questa zona. Nel 1920, nel settembre del 1920, Ardito Desio, fresco di laurea, sente parlare da una cronaca austriaca, tedesca per la verità, di alpinisti tedeschi, sente parlare dell'esistenza di questi due corpi glaciali e nel settembre del 1920 parte e va alla ricerca dalla Val Saisera, anzi da Somdonia, va alla ricerca di questi ghiacciai e presenterà dunque, prima di tutto pubblica, noi abbiamo trovato diversi riferimenti nella rivista In Alto, che è una rivista della SAF, è una rivista storica che esiste dalla fine dell'Ottocento e tuttora esiste, è in ottima salute a quanto pare, pubblica lì i propri resoconti, ma anche nel 1921 pubblica questa cosa al Congresso Geografico Italiano a Firenze, scrive questa cosa e chiama questo ghiacciaio ghiacciaio di cono. Oggi li definiamo ghiacciai di falda più propriamente, ma la definizione di ghiacciaio di cono la dà perché somiglia a un cono di deiezione, anzi è un vero e proprio cono di deiezione. E già la carta è disegnata da lui, naturalmente con la bussola come si usava allora, e già questo già dà le definizioni corrette. Per esempio coglie il fatto che l'alimentazione a questo ghiacciaio non può essere alimentazione semplicemente da apporto nivale normale, ma vista l'abbondantissima alimentazione, deve essere alimentazione che proviene dalla parete nord del Montasio in forma di valanga, continue, piccole valanghe continue, perché la parete a monte del ghiacciaio è talmente pendente, talmente quasi verticale, che la neve non riesce a fermarsi. Non ci sono scalini, non ci sono forme intermedie che possano trattenerla, per cui la neve si accumula sulla parte apicale del ghiacciaio e poi progressivamente si muove e scende. Ancora nel 22,
anche nel 21, anche nel 22. Nel 22 c'è uno schizzo topografico e nel 22 va a vedere anche il ghiacciaio orientale, l'altro, e scrive che non può essere un ghiacciaio vero e proprio perché al contrario del primo, lì ci sono degli scalini a monte, per cui la neve che scende dalla parete nord si ferma prima di arrivare al ghiacciaio in parte, per cui manca l'accumulo sufficiente a generare la glaciogenesi, cioè a generare la forma glaciale. È una questione di morfologia, di diversa morfologia. E poi, sempre scrive nel circo occidentale, cioè dice che nel circo occidentale, cioè nel nostro ghiacciaio occidentale, invece ha trovato il ghiaccio azzurro, il ghiaccio verde o ghiaccio azzurro come lo chiamiamo spesso anche oggi, e un apparato morenico vero e proprio con i ciottoli striati. Qui è curioso vedere come scriva nel testo, non nella didascalia, che questa è una ripresa fatta dal Koflak. Il Koflak è il termine tedesco, austriaco, per lo Jof di Sondonia. Ovviamente è un errore, perché lo Jof di Sondonia è questo qua, e quindi non può essere. Ma sappiamo oggi che questa, per confronto, è una foto fatta dall'Ussari, perché è a parte l'ottica che è diversa, la prospettiva è esattamente la stessa, quindi questa è una foto fatta dall'Ussari. Ancora non fa solo la carta Desio, ma scatta anche delle fotografie, non molte purtroppo, ma solo alcune fotografie. È interessante notare questa foto. Questa è una foto della morena frontale. Questa qui non si vede questa. È la morena frontale. Questa è la morena frontale e quella che vedete, la cresta che vedete dietro il ghiacciaio è la torre Palizza. Sullo sfondo, in grigio chiaro, si nota lo Jof Fuart e, guardando bene un po' sulla sinistra, anche il grande Nabois. Questa, come notate, a monte della morena il ghiacciaio è molto convesso, il profilo è molto convesso. Questo è la presenza, indica la presenza di abbondante ghiaccio ancora fino alla morena frontale. Se osserviamo oggi una ripresa, più o meno la stessa ripresa, si vede la torre Palizza, lo Jof Fuart e anche la punta del grande Nabois, la situazione è completamente diversa. A ridosso della morena troviamo tutte le sinkholes, tutte le doline, espressione tipica della fusione glaciale sotto il detrito. Quindi ci sono queste pozze, questi pezzi di ghiaccio, queste placche di ghiaccio che si fondono sotto il detrito e si formano tutte quelle doline, si forma quella tipica morfologia. Bene, dopo Desio la ricerca sul ghiacciaio non si ferma, gli studi sul ghiacciaio non si fermano, quindi Desio ci va nel 20, nel 21, nel 22 e riporta su in alto questi trafiletti, questi articoletti, un anno è abbastanza articolato anche, in cui descrive la situazione del ghiacciaio con una forma aulica anche come si usava allora. Poi c'è Dino di Colbertaldo, che era geologo, che era direttore delle cave di Predil, e quindi da Predil per passione inizialmente, poi ha preso anche altre attività, andava a visitare e riportava i dati del ghiacciaio, poi ancora più avanti negli anni 80 la Serendrei Barbero, eccetera. Però quello che è interessante dire è che tutti questi glaciologi, come si usava allora, riportavano nelle tabelle, questo è un esempio di tabelle, riportavano la posizione della fronte glaciale rispetto ad alcuni segnali posti sulla roccia, cioè c'erano dei segni, delle pitture fatte sulla roccia, delle marche, e veniva riportata l'avanzamento o l'arretramento della fronte glaciale rispetto a quelle marche. In un ghiacciaio di valle, tipo il ghiacciaio di Forni, questa è una informazione ottima, eccellente. Ma in un ghiacciaio di falda o in un ghiacciaio di circo è un'informazione che non dà una risposta effettiva della situazione del ghiacciaio, perché il ghiacciaio è incastrato in una formazioni rocciose, per cui non può arretrare più di tanto. In realtà è lo spessore del ghiacciaio che cambia e che può cambiare molto, e questa è la parte più interessante. Allora, saltiamo di mezzo secolo e arriviamo ai giorni nostri, anche per non farla lunga. Allora, noi dal 2010
l'Università di Udine si è presa l'incarico per il glaciologico di seguire l'evoluzione del ghiacciaio del Montasio. Perché che interesse può avere un ghiacciaio così piccolo? Se parliamo di 6 ettari di ghiacciaio molto piccolo. È il ghiacciaio più basso d'Europa, il più basso delle Alpi, in Europa ovviamente, essendo le Alpi tutte in Europa. È molto rappresentativo dei ghiacciai di falda, dei piccoli ghiacciai di falda, che hanno un comportamento assolutamente peculiare. Già l'aveva intuito Desio nelle cose che scriveva, ma oggi a distanza di 100 anni possiamo confermarlo con delle misure accurate. Hanno un comportamento del tutto peculiare rispetto ai grandi ghiacciai, ai grandi sistemi glaciali. Come misuriamo il ghiacciaio? Beh, innanzitutto a maggio si va a fare il rilievo invernale, alla fine della stagione invernale si fa il rilievo e si rileva il manto nevoso presente sul ghiacciaio, sia come spessore, con una serie di sondaggi, ma anche con un rilievo topografico naturalmente, sia in termini di densità in trincea, facendo una serie di campionamenti. Vorrei farvi osservare questi dati dal 2010 al 2024. Questo non è lo spessore medio del ghiacciaio, è lo spessore nel punto di trincea. La trincea si fa sempre nello stesso posto e abbiamo avuto un massimo nel 2011, un minimo, come c'era da aspettarsi, nel 2022, quest'anno con 3,10 metri. Il 2022 è stato un anno orribile, eppure abbiamo 3,10 metri di neve su quel punto. Ci manca il numero del 2014 perché per una serie di eventi sfortunati non siamo riusciti ad andare a fare questa misura, però nel 2014 sicuramente sarebbe stata ben più elevata che nel 2011. Scusate. Poi a fine settembre, inizio di ottobre, si torna sul ghiacciaio a fare il bilancio di massa, il bilancio annuale. Come lo facciamo oggi? Non usiamo più il metodo glaciologico, che comporterebbe una serie di sondaggi, di misure continue anche durante tutta l'estate, ma usiamo un metodo geodetico, cioè un metodo topografico. Semplicemente si fa un rilievo topografico della superficie del ghiacciaio e la superficie del 22 sottratta a quella, cioè la superficie del 22 meno la superficie del 21, proprio è una differenza punto punto tra le due topografie, si ottengono le variazioni in positivo e in negativo dell'altezza della superficie, quindi dello spessore del ghiacciaio, che poi per ottenere l'equivalente in acqua, che è la misura glaciologica corretta, cioè a quanta acqua corrisponde, vanno moltiplicate per la densità del ghiaccio o della neve, a seconda di quello che c'è sopra. Per fare i rilievi topografici, ovviamente abbiamo usato un po' di tutti gli strumenti, fotogrammetria terrestre all'inizio, poi fotogrammetria da drone e adesso già da qualche anno usiamo un rilievo LIDAR da drone, un rilievo laser altimetrico da drone che è estremamente preciso, pratico, efficace e funziona molto bene. Perché anche il rilievo fotogrammetrico ha qualche problema, per esempio in presenza di neve fa fatica a riconoscere la morfologia della neve, bisogna andare lì a camminarci sopra, sporcarla per avere delle forme discontinue da rilevare. Con laser questi problemi non ci sono. Velocemente, gli ultimi 3 anni di bilanci. Il 2022, vi dicevo, è stato un anno molto, molto brutto, è stato un anno molto brutto. Chi voleva andare al mare si è trovato molto bene. Per noi glaciologi, per i climatologi in generale è stato un anno molto brutto. C'è stata poca neve durante l'inverno, abbiamo un bilancio invernale con uno spessore medio della neve di appena 3,40 metri, quindi 1,80 m di equivalente in acqua, moltiplicata la densità della neve che a fine stagione è intorno a 0,5, e il bilancio annuale è stato ancora più triste perché abbiamo una perdita netta nell'arco dell'anno, cioè da ottobre 2020 a da ottobre 2021 a ottobre 2022, una perdita netta di 2,10 metri di equivalente in acqua, che corrispondono a 2,60 metri circa di cambiamento di quota medio. Però è distribuito il cambiamento di quota, è massimo nella parte apicale del ghiacciaio, sul vertice del ghiacciaio, e nella parte bassa del ghiacciaio è estremamente modesto, lì dove
ammesso che ci sia ancora ghiaccio sotto, dove ci sono tutte quelle doline che abbiamo visto prima e che c'è quel grosso deposito di sedimento. Nel 2023 è andato molto meglio, avevamo delle aspettative negative anche per il 23, che non è stato un anno particolarmente felice, però in realtà è andata molto meglio vuol dire che abbiamo perso solo 63 centimetri di equivalente in acqua. Nel 2023 però c'è stato un evento che poi vediamo in un paio di fotografie, un evento importante, c'è stato un evento piovoso a settembre molto intenso, che ha fatto sì che tutta l'acqua, proprio pioggia questa volta, accumulata sulla parete nord del Montasio, si è incanalata lungo la crepacciata frontale, dentro nella crepacciata frontale, e si è scavato un tunnel, che vediamo in questo punto, si è scavato un tunnel vero e proprio per uscire e poi ha scavato il sedimento. Allora, quegli aumenti azzurri nella parte bassa, che sono aumenti di quota, in realtà non sono veri aumenti di neve o di ghiaccio, purtroppo sono riporti di sedimento che alzano la cosa. Nel 2024, rilievo fatto il 1° ottobre, quindi mese fa, sì, 20 giorni fa, 2024 è stato un anno positivo. Qui c'è da dire che mi aspettavo una cosa ancora un po' più positiva, ma in realtà abbiamo solo 15 centimetri di guadagno, però un guadagno distribuito in modo molto, il guadagno è l'azzurro, no? Distribuito in modo molto disuniforme. Per esempio questa cosa qua è un crepaccio che si è aperto e che quindi ha collassato un po' la superficie, e quindi vediamo lì una perdita. Questa parte di guadagno è la ricopertura del buco, cioè il buco si è coperto, la grotta in parte si è coperta, è collassato, ma si è coperta di neve e quindi si è coperta. Guardatela qua, questa è come si presentava il ghiacciaio nell'ottobre del 23. Nell'ottobre del 23 con quella, qui nella parte alta si vede il ghiaccio, non c'è traccia di neve a ottobre del 23, e quello è il buco, dunque l'acqua che si è incanalata qua su, nella parte terminale del ghiacciaio, dove c'è il crepaccio, la fessura tra il ghiaccio e la roccia, si è scavata questa grande galleria di dimensioni consistenti, come si può notare. Difatti nel 23, in qualità di capo spedizione, per così dire, ho proibito a tutti quanti di avvicinarsi, di andare dentro, perché era molto instabile e venivano giù dei pezzi, quindi ho detto non rischiamo la vita per la scienza, perché tutto è bello, ma insomma evitiamo di farlo. Quest'anno così si presentava così, una situazione abbastanza normale, abbastanza che ritroviamo di frequente. Questa è neve, la parte alta è ancora, siamo sempre a ottobre del 24, siamo ancora a ottobre del 24, la parte alta è coperta di neve, non è ghiaccio quello, però vedete quel cappello che c'è in cima è un po' strano, è proprio un accumulo di neve da valanga che si è accumulato lì in modo un po' diverso dal solito, e il buco si è chiuso, il grande buco non si è chiuso del tutto. Allora, innanzitutto lassù in cima c'è il crepaccio, eccolo qua il crepaccio, siamo andati a vederlo, e è molto marcato, in alcuni punti è anche più marcato di così, però è troppo pericoloso per andare dentro. E la grotta là, quella fessurina lì, c'era ancora la grotta, quasi completamente coperta, però ci siamo andati dentro stavolta. Adesso era stabile la grotta, per cui siamo riusciti a entrare per qualche decina di metri, poi all'interno ci sono dei crolli di ghiaccio dalla volta che impediscono di proseguire, rendono troppo difficile proseguire. Uno speleologo magari sarebbe andato avanti, io sono uno glaciologo, quindi no, punto. Però insomma è stato interessante vedere come il ghiacciaio ha recuperato quasi, la grotta è molto piccola adesso, quella enorme cavità che avete visto nel 23 adesso non si sta in piedi, cioè bisogna entrare accucciati, ecco, per così dire. Nel ghiaccio, come si vede nella fotografia, siamo completamente nel ghiaccio. Allora, come facciamo a ricostruire l'andamento del ghiacciaio nell'ultimo secolo? Allora, guardate, questo è un esempio, non è un esempio numerico, però
Questa sulla sinistra c'è una foto della guerra del 17, una di quelle foto, un ingrandimento di una di quelle foto di prima, e nel 2018 siamo ritornati sulla cresta del Monte Nero a fare le fotografie esattamente dallo stesso punto di presa delle fotografie degli austriaci. Allora, mettendo delle crocette nei punti ben identificabili, fratture nella roccia, segni sulla roccia, eccetera, che sono identificabili con sicurezza in entrambe le fotografie, si vede, da quei punti, da tutti i punti, si può riportare giù la distanza dalla superficie del ghiacciaio, si traccia la forma del ghiacciaio, si riporta, vai, è lento, si è definitivamente, allora, eccolo là, si riporta sulla fotografia recente lo stesso profilo, adesso è andato avanti troppo, si riporta sulla fotografia recente lo stesso profilo e si vede come è cambiato il ghiacciaio dal 1917 al 2018. Luglio contro luglio. Però attenzione, l'anno 2016-2017 sulle Dolomiti e sulle Giulie è stato un anno eccezionalmente nevoso, tanto vero che in quell'anno ha fatto più vittime tra i militari, non solo italiani, tra i militari che facevano la guerra, hanno fatto più vittime le valanghe, si dice, che la guerra stessa. Per cui a luglio del 1917 il ghiacciaio era ancora abbondantemente coperto di neve. Per cui il confronto tra le due non è del tutto corretto. Ehi. Eccolo qua. Allora, questo invece è numerico. Allora, la carta di Desio e le fotografie di Desio del 1920 ci hanno consentito di fare una prima carta, un primo DTM, un primo modello digitale della superficie del ghiacciaio, ricavato da quella carta e dalle fotografie allegate alle carte. Poi abbiamo trovato delle altre informazioni, per esempio nel 1948 c'è una fotogrammetria dell'IGM, che ci consente una stereo restituzione dalle foto dell'IGM, ci ha consentito di costruire un altro DTM. Poi ce n'è un altro meno affidabile nell'83, perché è fatto con la neve, un po' più complicato, e poi dal 2006 abbiamo i primi rilievi nostri, ancora non sistematici, dal 2010 diventano sistematici in avanti. Allora, guardiamo com'è cambiato il ghiacciaio, lo spessore del ghiacciaio in questi tre periodi, dal 20 al 48, dal 48 al 2006, dal 2006 al 2020. Quello che, a parte i colori che si vedono sopra, guardiamo in media, metri di acqua equivalente per anno, cioè i grafici, anche se i tre periodi sono di lunghezza diversa, considerando la perdita annua, io posso confrontare tra di loro i tre periodi. Nel primo periodo, 1920-1948, la perdita è stata massiccia, ma veramente massiccia, cioè quasi mezzo metro all'anno di equivalente in acqua, dal 1948 al 2006 metà, 25 centimetri, e dal 2006 al 2020 molto molto bassa, quasi trascurabile in media. E questo rende peculiare il comportamento di questo ghiacciaio, perché se confrontiamo l'andamento nell'ultimo secolo del ghiacciaio del Montasio, la linea azzurra, con quello della media dei ghiacciai di riferimento delle Alpi, vedete che grosso modo fino al 2005-2006 le due linee si somigliano molto, sono due perdite massicce, due perdite grandiose, ma poi a un certo punto le due linee divergono, cioè il ghiacciaio del Montasio continua a mantenere una certa massa, mentre la media dei ghiacciai di riferimento continua a perdere. Questo è un ingrandimento dell'ultima parte, anno per anno. Anche qui si vede che il bilancio accumulato del ghiacciaio del Montasio è con qualche oscillazione naturalmente, ma viaggia in orizzontale, quindi quasi costante, mentre il bilancio accumulato dei ghiacciai alpini crolla e continua a perdere. Perché questo? E vado a chiudere questa. Ecco, questo in particolare il 22 e il 23. 22 e 23 gli anni orribili in cui il Montasio si è comportato molto meglio, male, ma molto meglio della media dei ghiacciai. Il motivo è riconducibile a questo, e qui finisco. C'è stata questa grande perdita nel secolo scorso, come abbiamo visto, dal 1920 agli anni 2000 la perdita è stata veramente massiccia. Questo ha fatto sì che
la superficie del ghiacciaio si è ritirata sempre di più in fondo alla conca che occupa, alla nicchia che occupa, quindi è sempre meno esposta alla radiazione. L'alimentazione da valanga continua esattamente allo stesso ritmo, perché la neve continua a scendere dalla parete del nord del Montasio e è una zona abbastanza nevosa, abbondantemente nevosa, per cui ci troviamo un ghiacciaio che continua a essere alimentato abbondantemente e nello stesso tempo si è come nascosto, si è ritirato in fondo a una nicchia, e questo fa sì che ci fa sperare, ci fa ipotizzare più seriamente, perché in scienza non si spera, si ipotizza, ci fa ipotizzare che il ghiacciaio non sia destinato a scomparire in tempi brevi, ma sia destinato a continuare, almeno forse probabilmente a ritirarsi ancora un po', forse perderà una parte della sua dinamica, perderà la dinamica, perché effettivamente anche la copertura di detrito aiuta in questo senso, ma se diventa eccessiva blocca anche la dinamica del ghiacciaio. Con questo io vi ringrazio e sono qua, se avete domande.